appuntamenti di mercoledì 22 luglio. Nel tempo di Dio un aperitivo letterario tra poesia, musica e meditazione con Don Paolo Aliata, vicario della parrocchia di Santa Maria Incoronata a Milano, previsti intermezzi al pianoforte di Elias Bruno Urbina alle 19:15 in piazza Caprera, Santa Margherita Ligure. Per la festa patronale di Sant'Anna nel sestiere Cappellette e Rapallo alle 19:30 aprono gli stand gastronomici a seguire la musica dell'orchestra Perazzoli. A Sant'Anna di Brecaneca nel comune di Cogorno c'è il concerto di campane a cura dell'associazione Campanari Liguri, inizio alle 20. Al centro Benedetta Quadrone di Chiavari c'è il concerto Note d'incanto con i solisti dell'orchestra Simon Boccanegra diretti dal maestro Francesco Gardella all'inizio alle 21. La Filarmonica Rossini di Recco, diretta dal maestro Alessandro Balboni, porta in scena il concerto estivo alle 21 sul lungomare Bettolo di Recco. La compagnia teatrale Misce Maciapei porta in scena lo spettacolo Io, Alfredo e Valentina alle 21 sul piazzale della chiesa di San Michele Arcangelo di Soglia, Orero. Two Pianos One Soul, lo spettacolo dei due pianisti Dado Moroni e Andrea Bacchetti, arriva a Lavagna alle 21 in piazza Marconi. A Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure c'è il concerto itinerante del coro Voci d'Alpe, inizio alle 21. A Torre Villa Franca di Moneglia c'è lo spettacolo Romantic Candle Night 2026 con la cantante Perla e il maestro Fabio Invernizzi al piano, inizia alle 21:15. Alla chiesa di Sant'Andrea di Rovereto a Chiavari c'è il concerto del gruppo Le Bimbe di Erode con i grandi successi del cantautorato e della musica leggera italiana, inizio alle 21:15. Nel complesso monumentale Valle Cristi Rapallo la compagnia Caravans Ventura porta in scena uno spettacolo per famiglie, Schrödinger, storia di una gatta che saltò dal balcone, inizio alle 21:30. Al chiosco della musica di Rapallo c'è la Total White Dinner and Dance, inizio alle 22.